Va ora in onda la chiusura delle borse, realizzato in collaborazione con il Sussidiario. Radio Libertà, in collaborazione con il Sussidiario TV, presenta la chiusura delle borse di oggi. Ed eccoci ritornati per andare a vedere come sono andati i mercati in questa giornata di oggi, 22 giugno, quando è il momento della chiusura dei mercati italiano ed europeo. Cominciamo da Piazza Affari che guadagna uno 0,02%, poi Parigi una flessione leggera, forse l'unico in ambito europeo, 0,12% di discesa, Madrid invece un più 1,18%. Francoforte una moderata crescita con un più 0,66%, Londra poco meglio con un più 0,77%, chiudiamo con l'Eurostoxx invece che si assesta su un andamento positivo dello 0,53%. Questi dati dei mercati europei al momento della chiusura, io vi ringrazio per l'attenzione e vi rimando al prossimo spazio di aggiornamento dei mercati. Avete ascoltato la chiusura delle borse, realizzato in collaborazione con il